Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'edizione live di friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca per un incendio che si è sviluppato nella notte in Carnia, per la precisione nella zona di Zuglio. Le fiamme sono divampate all'interno di uno scantinato, poi il fumo causato dalla combustione è penetrato all'interno dell'abitazione dove stavano dormendo 11 persone, tra cui alcuni minori. 3 di questi sono state trasportati precauzionalmente all'ospedale di Tolmezzo per gli accertamenti sanitari. Le altre sono state controllate sul posto con i sanitari che sono giunti a bordo delle ambulanze a spegnere l'incendio. Chiaramente i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, indagini da parte dei carabinieri del Norm di Tolmezzo, contenuti alla fine i danni causati dalle fiamme. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Trieste per dire che 2 ragazzi, fratelli di Catania, sono stati tratti in salvo nella tarda serata di ieri dopo che si sono perduti mentre tentavano di raggiungere la cascata della Val Rosandra. Partiti tardi, percorrendo dal quartiere San Giacomo la pista ciclabile Giordano Couture, i 2 giunti sul Monte Carso sono stati sorpresi dal buio, si sono perduti e sono stati salvati dal soccorso alpino che li ha individuati e raggiunti nella tarda serata intorno alle 22:30 nei pressi del Cippo Comici sul sentiero 25 che porta in Slovenia. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti. I ragazzi sono stati accompagnati attraverso il sentiero più semplice del crinale fino al rifugio Premuda e l'intervento si è concluso con successo intorno alle 23:30. Altro incidente stradale nella notte, anzi alle prime luci dell'alba per la precisione, a Muzzana del Turniano lungo la strada regionale 353 all'altezza di Casali Franceschinis, la strada che da Muzzana porta verso Paradiso. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Norm di Latisana, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, un'auto condotta da una giovane residente nella zona è finita autonomamente fuori strada. La ragazza è rimasta ferita ed è stata trasferita poi all'ospedale di Latisana a bordo dell'ambulanza per accertamenti sanitari. Per fortuna non è grave. Il sinistro, come detto, si è verificato all'alba. Intanto torniamo in studio perché le immagini ci sono appena arrivate, andiamo a Gemona del Friuli per la precisione, dove si sta svolgendo in questi minuti, mentre stiamo andando in onda, il flash mob organizzato dai comitati locali per la salvaguardia dell'ospedale civile e la riapertura dello stesso dopo la fase pandemica che ha chiuso e ridotto un po' l'operatività per quanto riguarda il nosocomio della cittadina collinare friulana. Diverse centinaia di persone stanno manifestando in questo momento. Andiamo a sentire l'audio che ci è appena arrivato. Ecco, questo è Claudio Polano, che è uno dei portavoce del comitato. A Pordenone, per noi 20 milioni compreso, sì, ma che devono ancora venire, per i piccoli ospedali, per metà delle quali alle case di riposo. Medicine si chiama placebo. Sì, placebo. Ecco, queste sono, dicevo, le immagini che ci sono appena arrivate da Gemona del Friuli. Ringraziamo il comitato della difesa dell'ospedale civile dell'Alto Friuli che ce le ha inviate celermente, le abbiamo pubblicate. Come potete vedere, e le riproponiamo in questo caso anche senza audio, le riproponiamo, dicevo, ci sono centinaia di persone presenti
all'esterno del piazzale dell'ospedale civile di Gemona per questo flash mob che vuole rimarcare per l'ennesima volta e soprattutto ricordare agli amministratori locali che le promesse da marinaio in montagna non funzionano. La giunta Fedriga è un po' in campagna elettorale, un po' tutto il centrodestra si era difeso si era mobilitato prima delle regionali del 2018 proprio dando messaggi chiari e trasparenti alla popolazione locale che avrebbero rivoluzionato in un certo senso, proprio girato come quando si va nel campo, no? Con la forca girata alla terra per sistemare quella che era la riforma sanitaria Serracchiani. Beh, come potete vedere i comitati sono in piazza perché è cambiata, per modo di dire, la cassetta, ma la musica, a quanto pare, le immagini lo documentano, è sempre quella. Oppure la classica frase: è cambiata la minestra, ma il sapore è lo stesso. Torniamo in studio adesso per parlare di crociere, ci trasferiamo a Monfalcone, l'intervista anche questa grazie all'ufficio stampa del comune di Monfalcone ci è appena arrivata, allora andiamo a sentire le dichiarazioni del sindaco Anna Maria Cesinto. Monfalcone assapora per la prima volta la crocieristica con la MSC Orchestra ed è un valore doppio, speriamo di esserci dimostrati e di dimostrarci in futuro all'altezza per offrire i giusti servizi, la giusta location, però per noi è un grandissimo valore da monfalconese, so cosa significa la costruzione di queste navi. E con questo è tutto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. I live tornerà nel corso della giornata, chiaramente gli aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.